è finalmente in Italia. Marco Zennaro, l'imprenditore veneziano da quasi un anno bloccato in Sudan per una fornitura di trasformatori elettrici ritenuta non idonea, accusa che gli è costata mesi di prigionia in condizioni disumane e poi, una volta prosciolto dall'accusa, coinvolto in una richiesta di risarcimento che lo ha di fatto inchiodato nel paese africano, è atterrato poco dopo le 10 all'aeroporto Fiumicino di Roma. È finalmente libero e si mette la parola fine ad una vicenda assurda, un sequestro di persona, a detta del padre Cristiano, che nel dare la notizia dell'arrivo del figlio ha puntato il dito contro le istituzioni italiane per lui assenti. Grande euforia per una vicenda che si è trascinata con un carico di sofferenza fisica e psicologica, un risultato reso possibile grazie ad una colletta avviata da Unioncamere con il contributo diretto del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Sono stati raccolti 200.000 euro, la cauzione richiesta dal tribunale in cui è ancora aperta una causa civile per autorizzare il visto per lasciare il paese. Ed una volta ottenuto il via libera non sono mancate le difficoltà, dalla tempesta di sabbia alla nevicata di Istanbul che ha ritardato il decollo di Marco verso la libertà. A Roma gli è stato riservato un posto in tribuna d'onore per Italia-Scozia del Sei Nazioni di rugby, lui grande appassionato della palla ovale. Finito un incubo, finalmente a casa, le sue prime parole. Nelle prossime ore dovrebbe raggiungere Venezia.